credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Ti seguirò ovunque tu andrai, con lacrime e gioia, ho fede in te. Camminerò nelle tue vie, nelle promesse per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Proviamo, Bridge. Io ti adoro e ti adorerò. Io ti adoro e ti adorerò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se non lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Re. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio. Lui ci attira a sé, Egli è qui con noi, diamo amore a Lui, Egli ci ama già, Lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risanerà. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio.
giorno dopo giorno l'hai trasformata in qualcosa di nuovo. Tu hai fatto per me quello che nessun altro poteva fare. Tu mi hai donato vita eterna ed io con tutto il mio cuore questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il figlio tuo, che mi hai amato prima che ti amassi io, quando ero stanco e lontano da te, e nel più semplice modo che io conosco voglio dirti grazie, perché la sola vera ragione per cui canto adesso è che tu hai dato il tuo figlio per me. Dio, c'è una strada che tu hai preparato per me e passo dopo passo arriverò ad incontrarti nel cielo. Indietro non tornerò, perché in te ho trovato la vera vita, ed è per questo che io canto, ed è per questo che ti lodo. Questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il figlio tuo, che mi hai amato prima che ti amassi io, quando ero stanco e lontano da te, e nel più semplice modo che io conosco voglio dirti grazie, perché la sola vera ragione per cui canto adesso è che tu hai dato il tuo figlio per me. Hai dato il tuo solo figlio per me. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerei se non avrò più forze, mi rialzerei, con te ce la farò, sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi
rialzerai. Mi rialzerai. Benvenuti nella casa del Signore. Benvenuti a voi a casa, benvenuti a voi in sala, benvenuti agli ospiti. Benvenuti da parte del Signore, non da parte mia, perché oggi siamo qui in Sua presenza per lodare, glorificare il Suo santo nome. Lo facciamo subito con questo versetto di Giosuè, capitolo 3, versetto 9. Giosuè disse ai figli di Israele: avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Amen. Ci sono due azioni da compiere in questa frase, vedete? Venite ad ascoltare, queste sono le due azioni. Ma perché dobbiamo ascoltare la parola di Dio? Quante volte vi siete chiesti, ma perché? Forse succede tra i giovani, i più piccoli, anche i miei figli, forse è capitato di chiedermi, ma perché lo devo fare? Perché la parola ha la sua importanza e la sua efficacia. Perché la parola genera salvezza. E infatti c'è una frase di questo canto che dice: ma tu ascolti quando grido e mi rialzi, quando cado, mi ricordi chi sono io, son tuo. Noi dobbiamo ricordarci di appartenere al Signore. Questo dobbiamo dirlo tutti noi, sia in sala che a casa: sono tuo. Amen. Chi sono io? Chi sono io che il creatore del mondo in te si interessi proprio a me, a ciò che ho dentro il cuore. Chi sono io che la stella del mattino scelga di dar luce a me nell'ombroso mio cammino. Non per quel che sono io, ma per quel che hai fatto tu. Non per quel che ho fatto io, ma per quello che sei tu. Lo so, sono come un fiore che oggi c'è ma poi svanisce, come un'onda in mezzo al mare, come un vento vola via, ma tu ascolti quando grido e mi rialzi quando cado e mi ricordi chi sono io. Sono tua. Sono tua. Chi sono io? Quando cado tu sei lì, mi guardi con amore e mi riporti su. Chi sono io? Che la voce che calmò le onde del mare doni pace al mio cuore. Non per quel che sono io, ma per quel che hai fatto tu. Non per quel che ho fatto io, ma per quello che sei tu. Lo so, sono come un fiore che oggi c'è ma poi svanisce, come un'onda in mezzo al mare, come un vento vola via, ma tu ascolti quando grido e mi rialzi quando cado, mi ricordi chi sono io. Sono tua. Sono tua. Non per quel che sono io,
ma per quel che hai fatto tu, non per quel che ho fatto io, ma per quello che sei tu. Lo so, sono come un fiore che oggi c'è ma poi svanisce, come un'onda in mezzo al mare, come un vento vola via, ma tu ascolti quando grido e mi rialzi quando cado, mi ricordi chi sono io, sono tuo, sono tuo. Perché tu, Signore, non ti sei mai dimenticato di noi. E noi oggi vogliamo ribadirlo ad alta voce, la tua parola è efficace, la tua parola ci rialza quando siamo giù. La tua parola, Signore, ha dato e dà ancora salvezza all'essere umano. Signore, vogliamo dirti di guidare questo culto oggi. Vogliamo dirti di guidare ogni intervento, testimonianza, preghiera, canto, lettura della parola. Fai tu tutto, Signore. Gloria e lode al tuo santo nome, nel nome potente del nostro Signore Gesù, il Re dei Re. Amen. Da Isaia, capitolo 35, versetto 10, leggiamo questo. I riscattati dal Signore torneranno, verranno a Sion con canti di gioia. Una gioia eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia. Il dolore e il gemito scompariranno. Amen. Qualcuno ha pagato il pegno per i riscattati e questo ritorno genera gioia. I dolori scompariranno. Il passo non dice che saranno un ricordo, ma sostiene che i dolori scompariranno, è ben diverso. Cioè, nel senso che non li ricorderemo nemmeno, non ricorderemo come abbiamo sofferto su questa terra. Non sarà un ricordo, perché spariranno per sempre. Questo mi ha colpito oggi. Mi sono concentrato su questo. Sapete, in ospedale sono stato anni fa, nel 2004, non voglio fare una testimonianza su di me, però ricordo ancora i dolori. Ma quel ricordo non lo avremo più. Questo sta dicendo il Signore. Se qualcuno di voi ha sofferto uguale, qualcosa è successo nella sua vita che ha provocato delle sofferenze, quando andrà dal Signore non ricorderà niente più di quello che è successo. E per questo dobbiamo gioire e dobbiamo lodare, dobbiamo innalzare la voce del Signore in questa sala, e anche tu a casa, alzati in piedi davanti al televisore, prega, loda e glorifica il Signore, perché noi siamo al sicuro in Lui. Amen. Dite se ci alziamo. Sì.
sicuro in te, Signore. Grazie perché le tue promesse non vengono mai meno, perché l'impegno che hai preso nei nostri confronti è un impegno certo. Non dubitiamo di questo, Signore. La tua fedeltà è grande, Signore. Noi vogliamo riconoscerla. Riconoscere che il sacrificio che hai fatto per ognuno di noi, per ogni uomo e per ogni donna che lo vorrà accettare, è un sacrificio eterno che ci consente di guardare a te e di sentirci al sicuro. Anche di fronte alle difficoltà che continueremo e continuiamo a vivere ancora oggi, Signore. Ma questa speranza che tu hai messo nei nostri cuori ci fa dire che possiamo stare al sicuro. Così prego che ognuno di noi qui presente possa poter affermare di essere al sicuro, Signore. E quei cuori che ancora non possono dirlo, prego che presto possano essere convinti della necessità di affidarsi a questo sacrificio, a questo riscatto, a questa redenzione che tu hai provveduto attraverso la croce, Signore. Voglio lodarti per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Signore, caro Padre, grazie. Grazie di tutto quello che continui a fare per noi, Signore. Grazie perché la tua mano potente sopra di noi è forte, si sente. È bello sapere che ci svegliamo al mattino perché tu hai deciso così. E anche oggi grazie, Signore. Siamo qui per venuti tutti assieme a lodare l'unico vero Dio esistente sulla terra, a ringraziare per un gesto incredibile dove hai messo tuo figlio sulla croce per noi, Signore, che nemmeno lo meritavamo, che nemmeno tante volte ci ricordiamo di te, Padre. Perdonaci, siamo peccatori, però abbiamo dato il cuore a te, Signore, e questo ci fa sentire così calore all'interno da poter sorridere qualsiasi cosa può succedere. Arriva la tristezza, ma poi arriva te, arrivi tu. Dentro di noi c'è il tuo spirito, Signore, che riecheggia e ci fa capire che quello che è successo c'è un motivo, dobbiamo solo avere fede in te e quando ci rivedremo sorrideremo senza sapere di che dolori abbiamo passato, perché siamo tuoi, Signore, e questo ci rende ancora più tranquilli, Signore. Noi abbiamo un'armatura che con uno scudo, abbiamo tutto per poterci difendere anche dalle forze invisibili, Signore. Tu hai deciso che avendo creduto in te avremo la vita eterna, Padre, avendo accettato che siamo dei peccatori e che l'unico modo per poter venire a te è credere in Gesù Cristo. Signore, noi siamo qui non solo perché crediamo in Gesù Cristo, ma perché giustamente dobbiamo adorarti, Signore. Ti amiamo con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra voce, cantiamo e lodiamo il tuo nome, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a te, Signore Dio Padre, onnipotente e misericordioso. Tu sei indipendente da noi, Signore, come noi siamo dipendenti da te. E come tu hai scritto, come c'è scritto nella Bibbia, Signore, anche l'ultimo dei passeri all'arcivo e anche che hai creato poco inferiore a te, Signore. Noi ancora ci chiediamo se è merito. Grazie, Signore, per il dono di Gesù Cristo. Sulla croce ci ha riscattato la verità e ci ha reso immortali se riconosciamo il suo sacrificio. Grazie, lode e gloria a te, Signore, perché ci ha formato. Amen. Amen. Grazie, Signore, per le promesse che ci hai fatto. Grazie perché quando la tempesta arriverà, Signore, tu sarai con noi, perché ci hai promesso che sarai con noi fino all'ultimo dei nostri giorni, Signore. E voglio ringraziarti perché poi alla tua presenza ci sarà solo gioia, Signore. E ti ringrazio perché mi hai scelto, Signore, perché un giorno io sarò con te. Amen. 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 Salmo 112, versetto 7. Accende il microfono per favore.
Egli non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Abbiamo appena cantato Al sicuro in te. Ogni giorno ascoltiamo cose che possono colpirci in modo diretto, stravolgendo il nostro stato d'animo. Il salmista cosa ricorda? Su chi confidarci, su chi fondarci addirittura. La persona che non teme cattive novità è l'uomo che teme il Signore. Chi teme Dio ha un cuore saldo in questa fede e sa di non essere esente da cattive notizie. Lo sappiamo, no? Ma sa per certo che Dio fa cooperare tutte le cose per il bene di quelli che amano Dio. I credenti condividono pienamente il piano del Signore e cercano la gloria di Dio. Dio è uno scudo, una fortezza per coloro che credono in Lui. Non sentirti sicuro di te. Non dire che non ho bisogno di nessuno, risolvo tutto da solo. Chiedi aiuto. Confessa il bisogno di un Salvatore. Gesù è l'unica speranza, la sola certezza della vita, perché il Signore non ci lascerà mai. Se camminerò nella notte, tu cammini con me, il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai, la tua mano mi coprirai. Io non ho paura, so che sei con me e perché tu sei con me. Chi temerò, chi temerò. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Posso già vedere una luce che risplende per me e più del sole mi scalderà. Il buio finirà e per sempre con te resterò. Non ho timore, avanti andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me e perché tu sei con me. Chi temerò, chi temerò. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Io posso già vedere, io posso già vedere una luce
posso già vedere una luce che risplende per me. Il buio finirà e per sempre con te resterò per adorarti, per adorarti. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Amen. Amen. Tu non mi lascerai mai, Signore. Alleluia. Che bella promessa, no? Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, e quivi era un uomo di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. Il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia. Andiamo al versetto 5, se c'è. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo, e ci fermiamo qui. Lo sapete la storia dopo. Gesù, perché ho letto questi versetti? Perché Gesù ha sempre aiutato chi è nel bisogno. Ha sempre aiutato però chi lo cerca. Perché Gesù vuole anche aiutarti, ma lo devi cercare. Gesù salva personalmente quest'uomo, perché poi gli dirà che la salvezza è personale, gli farà comprendere. Quest'uomo era un uomo fra tanti, no? Ma Gesù sta dicendo: tu non sei un numero fra tanti, ma sei uno per cui Cristo è morto. Egli ti ama, ti cerca. Quell'uomo che Gesù guarì disse: Signore, io non ho nessuno. Vi ricordate questa frase? Egli vuole sentire ciò che ti pesa sul tuo cuore. Se sei solo, se sei triste, se sei incompreso, diglielo. Sei pronto a meditare la sua parola per farla poi tua, per applicarla nella tua vita? Questa è una domanda. Su questa domanda canteremo un canto. Era un uomo che andò da Gesù a chiedere un aiuto, quindi cercò Gesù. Ci sono tante persone nei Vangeli che cercarono Gesù. Dopo questo canto però è anche il tuo momento. Raccontaci quando hai cercato Gesù, oppure se ti va di leggere un versetto è il tuo momento, se ti va di pregare per qualcuno è il tuo momento. Quindi dopo questo canto, e ascoltate anche le parole, quando lo cantate è anche il tuo momento qui in sala. Amen. C'era un giorno in cui un uomo andò incontro a Gesù. Era un uomo straniero che viveva laggiù, molto amato da tutti per le sue virtù. Ho sentito parlare così tanto di te, c'è un mio servo che muore ed io so che non c'è uno che può salvare all'infuori di te. Io ti prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te.
ti prego, Signore, entra dentro il mio cuore. Non ho al mondo nessuno all'infuori di te, che mi sappia capire, che mi possa guarire. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Io ti prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sono certo, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. Amen. Amen. Quando il Signore ti ha guarito, se ci sono interventi. A me colpisce di questa storia, tra l'altro era il sermone che è stato dato ieri sera in occasione dell'inaugurazione della chiesa Adi di via Colunia, che adesso è in via Forze Armate. È stata una serata molto forte, molto solenne, c'era una forte presenza sia della chiesa che di tante visite, autorità militari e civili. E in questa storia colui che ha portato la parola si è immedesimato in questa giornata in cui Gesù visita questi infermi. E tra le tante osservazioni che lui ha fatto mi ha colpito due cose. Il primo aspetto è l'indifferenza di tante persone che erano intorno a questo infermo da 38 anni che lui era lì. E quindi il clima dell'indifferenza è una delle peggiori piaghe che in qualche modo dobbiamo sanare e curare. E un altro aspetto che mi ha colpito ieri sera è che quest'uomo aveva una speranza. Amen. Se non aveva una speranza non sarebbe stato lì per 38 anni. Esatto. E questo incontro, questa speranza è stata sanata, pienamente realizzata dall'incontro con Gesù. Amen. E questo era l'annuncio anche ieri sera e lo possiamo dare anche noi come annuncio. C'è una speranza ed è Gesù. Alleluia. Grazie Riccardo per il tuo intervento. Cristian. Condividere diciamo delle particolarità successe in questi giorni, dove si parlava tanto della parola del Signore a molta gente alla quale ha fatto domande dirette a me. Di queste persone, 3 in particolare mi hanno un po' fatto riflettere, molto importanti tra virgolette, perché sono il mio responsabile del lavoro e anche il titolare del lavoro, no? Io ho voluto di proposito fare delle domande, chiedere cos'è così tanto importante, no? Il mio titolare per te, cosa oggettivamente tu vivi per cosa? E il titolare mi ha proprio detto per i cash. Però non è che l'ha detto solo sorridendo, perché è una verità per lui. Però ho detto, per me il denaro, lui lo chiama il grano, è talmente importante che mi fa alzare la mattina. Non ho commentato io, E la mia riflessione personale. Poi arriva il capitano, noi lo chiamiamo il capitano, il nostro, diciamo in questo caso è il responsabile, e mi fa, detto in maniera molto esplicita, io vivo per le donne. La cosa che vi sto dicendo adesso però non è che è stato detto sorridendo, scherzando, perché io ero entrato in maniera un po' importante, no? Per capire un pochino, no? Tuttavia, tutte queste cose che avete in mente, il mio titolare gli ho semplicemente detto la parabola del tu stolto vuoi metterti, questo è quello che dice la parola del Signore, no? E metti via, ma non sai quando la tua vita verrà richiesta. Sì. Basta, non ho messo altre
forte di parole vicino. E al mio responsabile invece ha detto semplicemente, beh, onestamente ognuno ha le sue idee, per l'amor del cielo, tuttavia quello che tu adesso hai in testa finirà. E quando finirà, Che farai? quali sono altri scopi, no? E lì mi sono guardato intorno semplicemente a dire, solo l'idea di avere il Signore tra di noi, solo l'idea di avere Dio nel cuore, è, tra virgolette, quasi facile affrontare qualsiasi cosa. Perché? Perché sappiamo che alla fine saremo veramente vincitori. Amen. Wow! E ti fa uscire fuori, pur essendoci problematiche, oggettivamente con gioia, perché alla fine arriviamo caspita, fratelli, avremo un mondo per noi, cioè, e tante volte non ce lo, diciamo, ribadiamo troppo spesso, invece dovremmo ribadircelo ogni giorno, così sì che non ce lo dimentichiamo. Ok, grazie Christian, ricordiamoci tutti i giorni, veramente, la salvezza che il Signore ha preparato per ognuno di noi, anzi, che già ha fatto, già ha compiuto. Ci sono altri interventi? Se no passiamo alla cena del Signore. Bene. Ma possiamo parlare del venerdì che abbiamo gustato? Prego. Proprio quel momento particolare che Prego, Anita. abbiamo gustato con la musica, l'impegno dei musicisti, dei cantanti, abbiamo ascoltato di nuovo Gioia, ci ha riempiti di gioia perché Gioia, con gioia. ci ha riempiti di gioia a sentirla cantare veramente dal vivo in questo momento. È veramente stare insieme, vedere la chiesa piena, quasi piena per me, Sì, del solito che eravamo solo 3-4, e mi ha dato una grande gioia perché il Signore era in mezzo a noi e ci ha benedetti grandemente, che siamo andati a casa veramente rinforzati. fortificati. Alleluia per la serata di celebrazione. La rifaremo, la ripeteremo, forse il mese prossimo. Ogni mese. Dal Salmo 98 leggiamo il versetto 2, un solo versetto. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni. Amen. Dio desidera riconciliare a sé l'uomo e lo sappiamo. L'uomo è perso in una vita vuota e senza senso, no? Abbiamo sentito anche la testimonianza di Christian. L'uomo pensa alle cose di questo mondo, che purtroppo ahimè servono, perché c'è anche da dire, da riconoscere che i soldi purtroppo servono. Però la Bibbia rivela ripetutamente questo concetto, il concetto della salvezza, no? Dall'Antico Testamento a oggi. Iniziamo il riparo, no? Il riparo trovato nell'arca durante il diluvio, da Noè, vi ricordate? La liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù in Egitto, al tempo di Mosè. O la via di scampo per Davide, che abbiamo studiato anche a Koinonia il venerdì, vi ricordate? Braccato da Saulo, che voleva ucciderlo. L'uomo è schiavo di una natura peccaminosa. Però può ricevere la liberazione, può ricevere la salvezza in un solo modo, è per mano di Dio. Talvolta questa salvezza rimane oscura a molti, ragion per cui questi rifiutano la buona notizia. La salvezza è il piano di Dio per l'uomo organizzato dalla Genesi. Questa salvezza però è stata conquistata da Cristo su quella croce. E anche adesso, in questo momento, la vuole rilevare al tuo cuore. Apri il tuo cuore alla parola di Cristo, perché solo Cristo può creare nel tuo cuore la fede e l'accesso alla grazia di Dio. Volevo invitare qui Kevin, dammi una mano per la distribuzione, per i simboli, a pregare. Kevin, prega anche in francese se per te è più semplice. Dieu Tout-Puissant, dans le ciel, je veux bénir ton nom pour ce moment, Seigneur. Voici qu'il est l'heure de partager ton repas, Seigneur Jésus.
ce repas que tu as fait dans la chambre haute cette nuit-là, pour que nous puissions nous rappeler de toi à chaque fois, Seigneur, chaque dimanche, chaque fois que nous nous retrouvons, Seigneur. Je te prie de bénir ce repas. Je te prie que, à travers le pain, à travers le sang que nous allons manger, Jésus-Christ, et que tous les peines, tout ce qui serait maladie, toutes ces choses-là dans notre corps soient éliminées dans le nom de Jésus. Merci encore infiniment pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.
Celebriamo il Signore con le note di questo canto. Chi ha sconfitto ogni peccato, chi ha mostrato tutto il suo amore, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci ha lasciati meravigliati, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto del tuo amor per me. Chi spazza via la confusione, chi ci ha adottati come suoi figli, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto del tuo amor per me. Degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno, degno, degno. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto del tuo amor per me. Parola al fratello Sutto. Buongiorno, ancora un momento di preghiera. Degno sei tu, agnello di Dio, degno, e noi indegni, ma davanti a te, Signore.
ma davanti a te per servirti, con l'ascolto della parola, con l'ascolto dei tuoi consigli, dei suoi suggerimenti, anche dei tuoi ordini, Signore. Grazie a te, Signore, per il tuo infinito amore. Noi ti lodiamo nel nome potente del nostro Signore, del Re dei Re, del Re di gloria, Gesù Cristo. Amen. Il titolo che io pensavo per questa riflessione è Attrezzarsi per il maltempo, e con un sottotitolo che potrebbe essere Previsioni e rimedi. Io penso che pochi di voi furlani avete riconosciuto un tratto di una delle città più belle del mondo, e mi prendo... dopo Udine. Vabbè, questa gliela facciamo passare perché è simpatico. Questa è la città di Trieste. Questo è il cosiddetto Molo Audace. È un molo che sta di fronte a una delle piazze più belle del mondo, che si chiama Piazza dell'Unità d'Italia. Sfido tutti i napoletani a dire il contrario. In questa piazza talvolta c'è la pioggia e quasi mai la nebbia, ma il tempo è molto denso di foschia, come in questa circostanza. L'artista che ha rappresentato questa fotografia, ritoccandola con il suo lavoro, voleva mettere in evidenza proprio questa giornata particolare. Trieste è una città molto solare, di solito queste cose non accadono, però qualche volta può accadere anche di peggio. Può accadere che c'è la bora. La bora è un vento forte che soffia anche sopra i 100 km all'ora, e chi ha un ombrello così viene portato via dalla bora, così che tutti i triestini e i filo-triestini come me, quando vanno a Trieste d'inverno, portano il cappuccio piuttosto, perché sanno che l'ombrello è improbabile, inaccessibile. Quindi, previsioni e rimedi, attrezzarsi per il maltempo. Quando noi ci troviamo di fronte al maltempo, dobbiamo attrezzarci di conseguenza. In una città della pianura padana piove, c'è la nebbia, e un ombrello così può andare bene. Quando c'è la bora, un ombrello così viene spazzato via, ma molto lontano, non lo ritroverete più. Questa è una giornata in cui, nonostante il maltempo, la bora non c'è. Ecco perché le due persone sono uscite con l'ombrello. Ci troviamo di fronte quindi all'urgenza di attrezzarci, e anche noi come cristiani dobbiamo attrezzarci per il maltempo, perché, come abbiamo cantato, quando la tempesta arriverà noi dobbiamo essere pronti, e noi sappiamo che questi sono dei tempi di tempesta, in un certo senso. Vedremo in che senso analizzando il passo di Seconda Timoteo. Insieme stiamo seguendo un po' il percorso di lettura di Seconda Timoteo, e la Seconda Timoteo, io vorrei leggere tutto il capitolo 3, sono 17 versetti, vorrei leggerli con voi perché sono 17 versetti assolutamente illuminanti, proprio nell'ambito di questo discorso che potrebbe essere il titolo della nostra conversazione, no? Attrezzarsi per il maltempo, ma ci sono delle previsioni, ma ci sono anche dei rimedi in caso di maltempo. Nel caso certo, come leggeremo il maltempo. La parola. Ora sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno
rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, perché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come Ianne e Ambré si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti come fu quella di quegli uomini. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede e la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconio, a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportate? E il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Gesù Cristo saranno perseguitati. Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza, mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato in ogni opera buona. Dunque la corruzione dell'umanità, i tempi difficili dei quali l'Apostolo parla anche in un altro passo, proprio a ribadire questo momento storico che lui sta vivendo e che peraltro stiamo vivendo, come abbiamo visto, anche noi, perché se in alcuni di questi difetti, queste problematiche, siamo anche noi di fronte alla realtà del mondo. E in Romani, tra il versetto, nel capitolo 1, proprio subito, parlando di Romani, Paolo dice quasi le stesse cose. Vi voglio leggere i versetti 28, 32 del primo capitolo e c'è questa affermazione: siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sicché facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, attenzione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio, quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Dunque ci troviamo di fronte a dei caratteri delle persone che costituiscono l'attualità dei tempi di Paolo e un po', abbiamo visto, anche l'attualità dei tempi nostri. Anzi, tagliamo e un po' perché l'Apostolo dice che con l'andare del tempo queste cose peggioreranno sempre di più. E quindi la nostra quotidianità si confronta con l'egoismo, l'amore per il denaro, la testimonianza di prima, la vanagloria, la ribellione ai genitori, pensate un po', la superbia, la bestemmia, l'ingratitudine, l'insensibilità, la slealtà, la calunnia, la mancanza di equilibrio nell'affrontare le varie problematiche e l'indifferenza verso Dio,
non mi interessa, lui è lì che fa gli affari suoi, io sono qui che faccio gli affari miei. La finta religiosità, il tradimento. E quindi ecco perché dicevo che bisogna osservare la contemporaneità di queste caratteristiche che ci portano a fare delle considerazioni sull'attualità della parola. Da questi uomini bisogna girare al largo, il più possibile, calma nel giudizio, non denunciamo subito, non vediamo subito il male ogni volta che abbiamo una persona davanti, però bisogna essere prudenti e bisogna girare al largo il più possibile dalle persone che manifestano queste criticità. Ma soprattutto bisogna considerare che la malvagità di questo mondo che ha queste caratteristiche deve determinare in noi l'urgenza dell'allontanamento. E queste, ripeto, non sono caratteristiche solo di Efeso, al quale Timoteo, Paolo si riferisce, si trovava in questa città, ma sono caratteristiche di questa nostra società, nei confronti della quale noi dobbiamo continuare a essere gentili, disponibili, ma vegliare sulle compagnie. Ancora una volta emerge l'invito all'equilibrio e alla riflessione attenta su coloro che frequentiamo e coloro con i quali intendiamo allacciare rapporti intimi. Allora, io lo so che il contesto non è questo, ma a me viene in mente il fidanzamento. Per quanto riguarda i nostri giovani, che sono soggetti alle stimolazioni del mondo, dobbiamo essere attenti e vigilare quando si stanno instaurando rapporti duraturi. Io comprendo la delicatezza della problematica, ma mi rendo conto che i genitori devono vegliare sui loro figli e devono considerare, soprattutto attraverso la preghiera. Si parlava anche recentemente nelle nostre riunioni di preghiera, noi dobbiamo pregare per i nostri figli, per i nostri nipoti, che possano allacciare rapporti di fidanzamento in contesti laddove la parola di Dio è glorificata, laddove la benedizione è sorta. E il nostro atteggiamento di attenzione deve essere un atteggiamento appunto di vigilanza. Uscendo da questa riflessione voglio dire che questo che abbiamo letto comunque è soprattutto un elenco di problematiche che si incontrano nelle persone che non vivono un rapporto con Cristo. E questo ragionamento è un modo per aiutarci a misurare le sensibilità di chi incontriamo e ad agire di conseguenza. Ma io vi vorrei soffermare soprattutto sui rimedi che si possono individuare una volta che ci accorgiamo che la nostra condotta in Cristo genererà per noi anche sofferenze, persino persecuzioni. Dal verso 14 in poi osserviamo l'invito alla perseveranza e alla consapevolezza. Ed è soprattutto su questa parte del brano che abbiamo letto che io vorrei soffermarmi. Persevera, o Timoteo, persevera. Esortazione a ciascuno di noi. In che cosa? Dove? Nelle cose che hai imparate. Tu conosci a fondo già le cose che hai imparato, gli argomenti che ti sono stati proposti, ma anche la condotta, i comportamenti, dice Paolo, i miei comportamenti sono un esempio, sì o no? Considera i propositi, gli obiettivi, i progetti, gli obiettivi da raggiungere, i programmi, considera la fede, la pazienza, l'amore e la costanza. A Paolo ne erano accadute di tutti i colori.
A Pafo aveva trovato l'opposizione di un mago che voleva distogliere il proconsole, che si chiama Paolo anche lui, dalla fede. Ad Antiochia di Pisidia aveva testimoniato con vigore Gesù, ma i giudei si erano opposti e avevano fatto cacciare lui e Barnaba da quel territorio. A Iconio i due avevano rischiato di essere lapidati. A Listra il Signore, tramite Paolo, aveva guarito un paralitico. Queste sono le primissime esperienze di Paolo, no? Ed è importante che Timoteo si aspetti anche le sofferenze. La vita, insomma, non è tutta rose e fiori e la sofferenza è possibile per tutti, anche per i cristiani. Non tutto va sempre liscio. Bisogna capire che potremmo trovarci di fronte alle difficoltà varie, che potrebbero essere di vario genere, compresa la persecuzione. Che cosa hai imparato? Ci chiediamo anche noi, cosa abbiamo imparato? Tu, giovane, tu, donna, tu, anziano, che cosa hai imparato? Ha imparato la dottrina, la sana dottrina, indubbio. Ha imparato che Cristo è nato, è cresciuto, è stato battezzato nel Giordano da Giovanni, è stato testimone della salvezza, è morto, è risorto, sottolineato 3 volte. Chi crede in Lui non perisce perché Lui è il portatore della salvezza. E noi dobbiamo ribadire ancora una volta, chi crede in Lui, se tu credi in Lui, sarai salvato. Credi in Lui e sarai salvato. Tutte queste cose sono certezza. La certezza della salvezza non è letteratura, ovvero è anche letteratura, ma la letteratura, aperta parentesi, parlo soprattutto per i più giovani, voi non sapete quante belle pagine vi perdete se non leggete la letteratura, soprattutto io parlo di quella italiana perché conosco di più, la letteratura straniera la conosco di meno. Voi non sapete, anche voi adulti, quali belle cose vi perdete se non siete lettori. Però la letteratura è finzione, per buona parte. La letteratura può essere anche ricostruzione della storia, ma è finzione. Questa invece è una letteratura ben diversa. È la letteratura ispirata da uomini che hanno scritto per mano dello Spirito Santo. E quindi è tutta un'altra cosa, è sicurezza. Ma tu persevera nella certezza, sii convinto della fonte autorevole da cui hai imparato. I tuoi genitori, molti di voi, tutti noi, dalla scrittura, 2 fonti autorevoli, la scrittura più autorevole ancora dei genitori, ma molti genitori si sono mossi con la scrittura in mano. Fin da bambino, come dice 2 Timoteo capitolo 1, tua nonna Loide, tua madre Eunice, Timoteo, sei cresciuto così tu, nonostante papà fosse greco. Le scuole domenicali sono un esempio della sollecitudine e dell'amore dei docenti che accompagnano con la preghiera, perché le nostre maestre della scuola domenicale hanno pregato prima e dopo l'incontro con i bambini. La preghiera che accompagna i loro allievi, la solerzia nei loro studi per preparare. È il momento di dire grazie, Signore, della scuola domenicale, perché avete fatto un lavoro pregevole. Grazie, Signore. Avete fatto proprio un bel lavoro per i bambini di questa comunità. Grazie, Signore Dio, per il lavoro che hanno fatto i fratelli di altre comunità. Ne abbiamo scoperto una ieri, per i bambini della loro scuola domenicale.
che non sono soltanto dei bravi cantori, ma sono dei bambini che sono stati preparati con amore. Grazie Signore per quello che hai fatto, anche nelle altre comunità, non solo nella nostra. Ma torniamo per un attimo ad Antiochia e a Iconio e a Listra, per rivedere cosa era accaduto. Ad Antiochia Paolo aveva parlato di 9 cose: dell'elezione di Israele, del soggiorno in Egitto, del tempo di Israele nel deserto, dell'arrivo in Cana, del periodo dei giudici di Samuele. Aveva parlato di Saul e di Davide, il primo e il secondo re di Israele, e aveva parlato della discendenza di lui, di Davide, dalla quale, voglio leggere Atti 13-23, se lo proiettate anche grazie, dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù. Settimo aspetto, aveva parlato del battesimo di Giovanni, della condanna di Gesù da parte dei suoi nemici, il suo ruolo non riconosciuto, in adempimento alle scritture, questo è l'ottavo aspetto, della sua morte e della resurrezione, questo è il nono aspetto. Ogni predicazione produce un effetto. Il risultato che ha prodotto Paolo è stata l'espulsione da Antiochia di Pisidia, tra parentesi, da non confondersi con l'altra Antiochia dove lo Spirito aveva parlato mandando Paolo e Barnaba. Anche a Iconio, leggiamo il 14, capitolo 14 degli Atti, versetti 1-3, Paolo e Barnaba a Iconio, eccolo qua, Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei Giudei e parlarono in modo tale che una gran folla di Giudei e Greci credette. Paolo e Barnaba quindi parlano in sinagoga. Rimasero molto tempo, alla fine rischiarono anche la lapidazione e dovettero fuggire. A Listra avviene il miracolo del paralitico, che è scambiato per un atto pagano, tant'è vero, ricordate che viene fuori il sacerdote, vuole addirittura rivolgere un culto a colui che riconosce come Giove e Mercurio. Paolo interviene prontamente, no, non fatelo, liberatevi da queste falsità. E in seguito Paolo viene lapidato e viene creduto morto, ma non è così. Poi ritorno a Listra di Atti 16, Timoteo, figlio dell'ebrea credente, del padre greco, conosciuto per la sua buona testimonianza, questo Timoteo cui è rivolta questa lettera, che venne circonciso, a lui appunto le 2 lettere di cui la nostra lettura, a lui l'invito a perseverare, ma anche a tutti noi. Ha imparato le cose di cui abbiamo parlato anche questa mattina. Non mollare Timoteo. Anche tu, Timoteo del 2022, non mollare, perché abbiamo certezze, fin da bambini, molti di noi, molti di voi, e ti danno la sapienza e ti danno il vero sapere, non quello prezioso, importante, ma non assoluto della letteratura. Queste sono quelle cose che ti danno il vero sapere. Ho trovato un passo in Ecclesiaste che illustra che cos'è la sapienza. Ve lo voglio proporre da Ecclesiaste 8, i primi 5 versetti. Chi è come il saggio e chi conosce la spiegazione delle cose? La saggezza di un uomo rischiara il viso e la durezza del suo volto ne è mutata. Io ti dico, osserva gli ordini del re, e questo a causa del giuramento che hai fatto davanti a Dio. Non ti affrettare ad allontanarti dalla sua presenza e non persistere in una cosa cattiva. Egli, infatti, può fare tutto quello che gli piace. Perché la parola del re è potente. E chi gli può dire che fai?
chi osserva il comandamento non conosce disgrazia, e il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo e un giudizio. Sostanzialmente ci sono due cose da osservare in questo versetto. Non allontanarti da Dio. Una. Due. Il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo e un giudizio. Una delle cose più sorprendenti è vedere talvolta i figli che non proseguono nel cammino dei genitori, ma la parola invita a non scoraggiarsi e soprattutto a continuare la battaglia. Perché vi voglio leggere questo versetto di Proverbi 8 che mi ha fatto molto pensare in questi tempi. Scusate, di Ecclesiaste 8:8. Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere e che abbia potere sul giorno della morte. E soprattutto, attenzione, questo che mi ha fatto riflettere molto, non c'è congedo in tempo di guerra e l'iniquità non può salvare chi la commette. Non c'è congedo in tempo di guerra. Stiamo vivendo i giorni difficili di cui abbiamo parlato all'inizio di questo capitolo. Siamo congedati? Possiamo smettere la divisa? Non c'è congedo. E ci aiuta magari anche il Salmo 37 al versetto 11 che dice: ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. E ancora voglio proporvi anche Isaia, perché tutti i passi della parola di Dio servono, come abbiamo letto, a educarci, a renderci completi. E in Isaia, al capitolo 66, che è proprio l'ultimo capitolo di quel libro, tra i versetti 20 e 23, sta scritto: ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le nazioni come un'offerta al Signore su cavalli, su carri, su lettighe, su muli, su dromedari, al mio Monte Santo, a Gerusalemme, dice il Signore, nel modo in cui i figli di Israele portano le loro offerte, in un vaso puro, alla casa del Signore. In mezzo a loro ne sceglierò come sacerdoti e come leviti, dice il Signore. Infatti, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore. Così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Avverrà che di novilunio in novilunio, di sabato in sabato, ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Dunque possiamo essere certi di tutte queste profezie, perché ogni scrittura è ispirata da Dio, non sono favolette, non sono finzioni letterarie. Ma nel tempo le traduzioni, sono cambiate le cose, e poi non si può mica pensare sempre come gli uomini del Medioevo pensavano, che i tempi cambiano. Quante volte abbiamo sentito questo tipo di considerazioni dagli uomini che sono impietosi, come abbiamo trovato nella scrittura, la prima parte che abbiamo letto, che non credono nella pietas che viene soltanto da Dio. E allora ecco che l'eternità della parola, invece l'attualità della parola, che noi anche oggi abbiamo visto in questi passi che testimoniano la grandezza di quello che è il comportamento di Dio nei nostri confronti. L'attualità della parola, la malvagità della gente irreligiosa, sleale, ribelle, e l'eternità della parola. L'Ecclesiaste che abbiamo trovato, la vanità
di una saggezza, se non è mossa dalla vera sapienza, che è quella della conoscenza di Dio, e soprattutto la vittoria finale, perché la vittoria finale appartiene a Dio. La scrittura ci insegna, abbiamo trovato, nel passo di Timoteo che abbiamo letto. Ho pensato a due significati della parola insegnare. Il primo è quello più immediato, che ci informa, e il secondo è che ci lascia un segno. Oggi forse sappiamo qualcosa di più di ieri. Io ieri sera ho imparato nella chiesa Adi di Via Forte Armate un aspetto della lettura del brano del paralitico che giaceva sotto il portico di Betsaida, una lettura che non conoscevo. Ieri sera io sapevo più di quello che conoscevo ieri pomeriggio. La parola ci insegna, però la parola lascia anche un segno profondo nelle nostre coscienze. In noi stessi la parola agisce come una sorta di motore interno. È utile dunque insegnare, è un rimedio, perché è utile insegnare, sta scritto, è utile a riprendere, abbiamo letto. E questo riprendere, ancora una volta, potrebbe essere un duplice significato. Riprendere il filo del discorso da dove l'abbiamo interrotto. Magari abbiamo perso un pezzo. Ma riprendere vuol dire anche rimproverare. E dobbiamo avere coraggio anche di rimproverare. Qualche volta la scrittura ci sgrida. Siamo stati poco bravi. E la scrittura te lo dice. Lo dice a te, lo dice a me, lo dice a tutti. Dunque correggiamo il tiro. Educare. Ancora una volta una voce verbale che ha una valenza duplice. Conoscere la verità, ma anche comportarci di conseguenza. Giacomo 1, versetti da 22 a 25, sentite che cosa dice l'Apostolo a proposito del mettere in pratica. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, scusate se lo ripeto, ma chi guarda attentamente, osservate questo avverbio, nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Rimedio dunque, educare alla giustizia. Nel libro della scrittura c'è la giustizia, essa è completa, ti dà una preparazione completa, totale. Mi viene in mente un pranzo di quelli che si possono fare in queste giornate un po' speciali, no? Allora tu ti presenti con un antipasto, un primo, un secondo, un contorno, il dolce, il caffè. C'è la completezza del pranzo, persino le organizzazioni solidali stanno pensando a un pranzo natalizio in cui ci sono tutte queste componenti per questi meno abbienti che saranno ospitati, dall'antipasto al dolce al caffè, la completezza. Qui naturalmente stiamo parlando di cose spirituali che valgono molto più di un pranzo, ma c'è una completezza assoluta perché la parola è completa, la parola ti completa. Per essere ben preparato, una preparazione per sé. Studia per te. Una delle più grandi fatiche che facciamo noi insegnanti, facevamo noi insegnanti, è
Perché voi laici del mondo della scuola non sapete che ogni tanto noi insegnanti facciamo anche fatica. Qualcuno magari dice, sei seduto lì in cattedra, tutto contento, dai i voti, ciao. Invece ogni tanto è faticoso. E sapete qual è la peggior fatica? Almeno io l'ho sperimentata questa. È quella di dire, caro amico, tu stai studiando per te. Non lo fai per dare soddisfazione a me, non lo fai per il voto, lo stai facendo per la tua crescita personale. E non ti credono che tu li stai imbrogliando per bypassare l'autore meno gradevole o meno gradito. E invece la preparazione per sé. La scrittura è una preziosità per te. E poi, secondo aspetto, per le domande che ti fanno. Agli studenti potremmo dire perché vanno all'esame. Tu studi perché vai all'esame e ti daranno un voto alla fine della giostra. Ma lo fai per te. La scrittura è ancora più importante perché è per te, per la tua crescita, ma anche per le domande che ti fanno, perché quando coloro che sono fuori dalla salvezza, che non hanno ottenuto ancora la salvezza, ti fanno una domanda, tu devi saper rispondere in modo adeguato. E se tu non sei preparato nella scrittura, la tua risposta sarà sempre un po' approssimativa e quindi non sarà utile al rimedio di quella persona. Penso che sia opportuno concludere la nostra riflessione proprio rivedendo questa parte finale che induce alla perseveranza e che ci ricorda quello che noi abbiamo già ben capito, che ogni scrittura è utile, è importante. Ve lo rileggo. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo che da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle Sacre Scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ben preparato ad avere la consapevolezza di questa speranza della quale parliamo. E la nostra speranza non è una speranza indeterminata, come la speranza che noi potremmo avere, non lo so, domani di avere una bella giornata di sole, oppure in questi mesi molti di noi hanno avuto la speranza di avere la pioggia, perché c'era troppa siccità, ma non sappiamo se ci sarà la pioggia, se ci sarà il sole. Invece la speranza di Cristo è una certezza. Per cui purtroppo la parola spe in latino vuol dire speranza intesa come attesa. Invece questa è una speranza che vuol dire certezza. Quindi noi non abbiamo una speranza solamente, ma abbiamo la certezza che tutto si compierà nella potenza di Cristo Salvatore, di quel Re dei Re del quale abbiamo cantato questa mattina e del quale noi ogni domenica ricordiamo. Io mi soffermerei qui come una preghiera. Loda a te, Signore, per la tua speranza, che è una certezza. Aiutaci, Signore, a testimoniare la tua speranza, che è la certezza, anche attraverso l'opera di Gedeoni, Signore, anche attraverso il contatto con le varie comunità che testimoniano il tuo nome fortemente, come è successo ieri sera. Anche attraverso questi calendari, Signore, che sono una porzione della tua parola, che sono una porzione della tua speranza. Aiutaci, Signore, a essere coloro che non dimenticano che la salvezza appartiene solo a te e
perché la salvezza che appartiene solo a te deve essere testimoniata con coraggio, anche di fronte a una generazione corrotta e perversa, Signore. Sia loda il tuo nome, Signore, perché con il tuo aiuto e con la tua benedizione noi faremo non tutto, ma qualcosa di buono senz'altro. Ma solo con il tuo aiuto, Signore, solo con la tua presenza, solo con la tua potenza. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, Re dei Re. Amen. Grazie. Grazie Vito. Oggi a Udine piove, c'è questa giornata grigia, però il Signore con la sua parola ci ha dato la luce, ci ha dato il calore, siamo stati scaldati e benedetti dalla sua parola. Spero che anche tu che sei a casa, che ci stai seguendo, non so com'è dalle tue parti il tempo, sicuramente se sei in Friuli è come da noi, ma se sei più lontano forse c'è sole, però hai anche tu usufruito di queste benedizioni. Ti invitiamo a perseverare nella lettura, nell'insegnamento che il Signore ci dà attraverso la sua parola, e se hai bisogno di invocare il Signore lo devi fare tu. Invocami, dice il Signore, io ti risponderò, cose grandi e impenetrabili ti annunzierò che ora non sai, ma se non lo invochi queste cose non le potrai sapere. Quindi ti auguriamo una buona domenica e canta ancora con noi queste parole che tu hai appena letto. Alleluia. Invoco